ci troviamo in questa splendida cornice che è l'ex convento di San Francesco. Siamo nel cuore di Conegliano. Questo è un luogo di memoria. In questo posto ci sono stati tanti cambiamenti. Nei secoli Conegliano si è innovata e oggi siamo qua per un hackathon, ossia per un concorso di idee, per pensare a come riqualificare e come dare un nuovo volto, un nuovo valore alle aree pubbliche e agli spazi pubblici. L'hackathon è proprio il luogo giusto per pensare e mettere in campo i propri talenti. Quello che abbiamo cercato di proporre anche come formula di apertura è stata proprio la testimonianza di storie, di racconti, di professionisti, di persone che hanno avuto un loro percorso e che hanno raccontato proprio come hanno sviluppato le loro idee e che tipo di sfide, di approccio vanno ad applicare quotidianamente per rendere sempre nuova, rendere sempre attuale la loro presenza nel territorio. È la prima volta che partecipo a un hackathon e mi sembra abbastanza utile perché comunque si può comunicare anche con altre persone, condividere le proprie idee e capire come si può organizzare qualcosa di nuovo insieme a persone che non si conoscono. Nel mio progetto ho pensato appunto ad aiutare le persone che hanno avuto meno fortuna di noi, appunto i disabili in carrozzina, e li ho aiutati creando un'infrastruttura che gli permette di raggiungere luoghi che fino ad ora senza macchina, senza un veicolo motorizzato non potevano raggiungere. Una cosa che ho imparato è condividere le proprie idee e ascoltare le idee degli altri. Lavorare in gruppo è sempre una cosa divertente, ci sono molte idee, ci sono anche diversi punti di vista e assolutamente consiglierei a tutti di partecipare a un hackathon perché è un'esperienza che secondo me va fatta nella vita. L'elemento di valore è proprio quello di unire persone che hanno competenze diverse, formazione diversa, quindi la forza anche del team interdisciplinare. Ragazzi giovani che hanno magari delle sensibilità, degli interessi, iniziano a pensare, a progettare partendo dalla definizione del problema, partendo dal fatto che esiste qualche cosa che è migliorabile. Un progetto che ha avuto un excursus di 2 anni, è iniziato circa 2 anni fa ed oggi siamo più o meno alle battute finali. Circa 3.500 persone raggiunte tra scuole, giovani, ragazzi e adulti. I numerosissimi giovani che sono intervenuti oggi si sono cimentati in quello che era il tema della giornata, che è la rivalutazione delle aree dismesse, e devo dire che le scelte e le proposte che sono arrivate sono state assolutamente in linea con quelle che erano le nostre aspettative e sicuramente danno importanza a quello che è il recupero del nostro territorio. La collaborazione di cittadini, di scuole, istituzioni, imprese crea una forza e crea una capacità di cogliere il valore e tradurlo in progettualità che è qualcosa di unico.